Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo con Giorgio Chinellato, presidente del Panathlon Club Mondiale. Allora, innanzitutto, che cosa significa ricoprire questo ruolo di presidente del Panathlon a livello mondiale? Beh, intanto buongiorno a tutti. È sicuramente l'inizio di una avventura che durerà 4 anni, perché noi, essendo legati al mondo dello sport, seguiamo il principio delle cariche che seguono il quadriennio olimpico, e come le federazioni italiane e mondiali anche noi andiamo al rinnovo in occasione delle Olimpiadi estive. Nell'occasione dell'assemblea di sabato scorso ad Agrigento sono stato votato quale nuovo presidente del Panathlon International per il prossimo quadriennio e mi raccontano le ragazze della nostra segreteria che sono il più giovane presidente votato nella storia del Panathlon, e aggiungo anche, pur essendo nato il Panathlon il 12 giugno del 51 a Venezia, salvo gli inizi, è la prima volta che un veneto diventa presidente del nostro movimento. Quindi per me è motivo di soddisfazione, sia come socio past president del club di Mestre, poi avendo ricoperto la carica per 4 anni di governatore dell'area 1, quindi Veneto e Trentino Alto Adige, e oggi appunto dopo ho fatto 4 anni da consigliere internazionale, e il passaggio è all'ultimo gradino della nostra piramide per cui siamo organizzati, e evidentemente è un particolare motivo di soddisfazione. In particolare, come sono andate le elezioni, o per meglio dire, quali sono i punti del tuo programma che pensi abbiano maggiormente convinto gli elettori? Beh, allora, intanto l'elezione è stata una bellissima gara, perché avevamo una importante rappresentanza non solo dei club italiani, ma di tutti i club di tutto il mondo. In Sud America c'era tutto il Messico, il resto dell'Europa, c'era l'Austria, quindi erano presenti tutte le nostre aree geografiche dove siamo presenti, e è stata una bella competizione perché per la carica di presidente concorrevamo in 3. C'era un altro competitor italiano e un competitor col quale siamo molto amici, che è belga. Quindi, secondo le regole, al primo turno sarebbe diventato presidente chi avesse raggiunto subito il 50% più uno dei voti. Per passare al primo turno avrei avuto bisogno di 92 voti e ne ho presi 89. Quindi siamo andati al ballottaggio con l'amico belga, e al secondo turno lui ne ha perso qualcuno per strada, i miei sono diventati 121 voti, e quindi sono stato proclamato presidente, raccogliendo i voti anche probabilmente di chi aveva votato gli altri 2 competitor al primo turno, e quindi è stato anche questo un segno di fiducia da parte dell'assemblea. Quali sono gli obiettivi per il prossimo quadriennio olimpico? Allora, io ho ovviamente scritto un programma, e abbiamo alcuni punti sui quali mi sto già impegnando, e sono un po' una rivisitazione delle carte, cioè statuto e regolamento, perché non abbiamo ancora, per esempio, normato la possibilità del voto elettronico o da distanza. Poi dovremo impegnarci in modo particolare per accelerare o migliorare il fenomeno dell'espansione. Da questo punto di vista ho avuto la fortuna che negli 8 consiglieri votati è stato votato un amico che viene dal Friuli, che già lavora molto bene nella zona cosiddetta dell'Alpe Adria, per cui puntiamo a sviluppare Slovenia, Croazia e incrementare la presenza in Austria. Grazie al lavoro degli amici sudamericani sta per decollare un club a Panama, e poi speriamo finalmente di riuscire a sbarcare negli Stati Uniti. Dovremmo poi migliorare i rapporti con il CIO, con il Comitato Paralimpico Internazionale e anche con Special Olympics, ai quali siamo particolarmente legati con rapporti di amicizia con chi opera in Italia, ma a questo punto dobbiamo estenderci. Poi faremo un'ulteriore campagna di diffusione dei principi del fair play, e poi noi abbiamo 2 organizzazioni che forse negli ultimi anni sono state un po' trascurate. Una è quella dei Panathlon cosiddetti universitari, quindi legati a ragazzi che frequentano l'università, e un'altra figura è quella dei club cosiddetti junior, dove abbiamo i ragazzi fino ai 30 anni. Ce ne sono certi sia all'estero che in Italia che lavorano molto bene.
probabilmente negli ultimi 4 anni non sono stati adeguatamente interessati, e invece io ho già messo nel programma e attuerò un'operazione per cui almeno una volta all'anno faremo una consulta. Oggi abbiamo la possibilità di farle via Zoom, quindi velocemente e senza caricarci di costi, proprio perché siamo convinti che i giovani, sia dei Panathlon universitari che i club junior, come li chiamiamo noi, possono essere una fonte di idee, di ispirazione, se vogliamo anche di stimolo per chi governa poi la casa centrale. Poi una bellissima novità di quest'anno è che abbiamo stipulato nei mesi scorsi un accordo con una bellissima organizzazione che si chiama Color for Peace, e assieme a loro abbiamo realizzato un filmato fatto da un collage di disegni di tema sportivo fatti da bambini delle elementari e delle medie, e questo filmato sarà messo in onda ciclicamente a Casa Italia a Parigi durante le Olimpiadi, quindi sarà la prima volta che il Panathlon è presente alle Olimpiadi, e questo spero che sia di buon auspicio, perché poi fra 2 anni ce le abbiamo in casa e quindi da Venezia andare a Cortina è ancora più semplice che non andare a Parigi, e il mio obiettivo è questo. Comunque l'obiettivo principale è quello di estendersi, ricominciare a aumentare il numero dei soci, perché come tutte le organizzazioni abbiamo un po' sofferto dopo il Covid, però io credo che, soprattutto per il fatto che mi è stata votata una squadra di 8 persone che sono tutte quante molto brave, capaci e appassionate, credo che avrò anche la fortuna di avere una bella squadra che mi seguirà e mi aiuterà in queste iniziative. Ultima cosa, ma non ultima, che tipo di impronta vorrai dare, considerando appunto il tuo background culturale, la tua esperienza? Ma devo dire che già nella preparazione del programma, in quella che chiamiamo la campagna elettorale, giusto perché c'era un'elezione, poi parlare di campagna elettorale nel mondo sportivo può far sorridere, ho sicuramente tratto anche ispirazione e aiuto sia dalla mia esperienza come consigliere federale della Federazione Cronometristi. Ricordo che io sono in Consiglio federale dal 93 e da 16 anni sono il vicepresidente della Federazione Italiana Cronometristi, e anche, tutto sommato, i 5 anni di esperienza in consiglio comunale, e non ultima anche l'esperienza fatta quando all'epoca ero il presidente della Reia femminile, che è partita da una squadra regionale, siamo arrivati a portarla in A1 a giocare in Eurolega, poi d'accordo con il nostro attuale sindaco abbiamo fatto un progetto di fusione del maschile e del femminile, e a Venezia c'è stata per la prima volta nella storia del basket italiano una società che aveva al suo interno e gestiva una squadra maschile e una squadra femminile. Oggi ci hanno copiato altre realtà, ma quella volta a Venezia è stata un capofila anche in questa iniziativa, e quindi tutte queste esperienze che ho avuto la fortuna di vivere da dentro sicuramente mi hanno portato prima ad accettare la proposta degli amici di candidarmi, 2 a realizzare il programma, e adesso bisogna realizzarlo.